partiamo da chi ha provocato questa situazione, ed è giusto che vada condannato quel gesto di massacro di 600 ragazzi che non stavano facendo nulla se non divertirsi. E questo dobbiamo dire che Hamas ha fatto questo atto vile di una strage che doveva essere evitata, ma è altrettanto vero che adesso non so se chiamarla guerra, perché voglio dire, in questi 2 anni stiamo provocando in quella situazione quasi 70.000 morti, dei quali 30.000 sono bambini. Allora dico che mi sembra oggi che si stia sproporzionata da quella situazione che si è creata a quella oggi che stiamo vivendo. Perciò credo che l'attenzione su quello che stiamo facendo, credo che dobbiamo essere attenti un po' tutti, insomma, ecco, cercare il modo di finire quanto prima questa situazione, perché se la vogliamo cambiare guerra, io dico sempre, non so se la possiamo chiamare guerra, nel senso, dall'altra parte ci sono dei terroristi che ed è giusto che paghino per quello che hanno fatto, ma questo non vuol dire che dobbiamo massacrare bambini che non c'entrano assolutamente nulla con questo conflitto, con questa guerra, e che stanno pagando loro il prezzo più caro.